Buonasera, ben trovati, benvenuti a Sicilia 24 Focus. Quella che raccontiamo oggi è una svolta epocale, era tanto attesa, tanto discussa e oggi finalmente arrivata. Un tema delicato che tocca la vita, l'amore e soprattutto la tutela dei più piccoli. Una sentenza infatti che segna un passaggio fondamentale nel riconoscimento dei diritti dei bambini nati da procreazione medicalmente assistita, fatta all'estero da coppie di donne. La Corte Costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal Tribunale di Lucca, stabilendo che non è più possibile escludere dal certificato di nascita la madre intenzionale, ovvero colei che ha scelto con consapevolezza, con amore e con responsabilità di crescere un figlio insieme alla compagna. Per raccontare questa storia, ma soprattutto per aiutarci a capire le implicazioni legali e costituzionali di questa sentenza, in studio con me c'è l'avvocato Simona Di Stefano. Buon pomeriggio avvocato, esperta in diritto di famiglia, e in collegamento invece ci sono Vicky Caruso, Maria Rita Bella Prima e il piccolo Samuele. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao ragazze. Buon pomeriggio. Saluta Samu. Voi ci racconterete la vostra storia di amore, nata qualche anno fa, coronata poi con un matrimonio a Paternò, nella vostra città, che poi divenne virale sui social. Le immagini continuano tuttora a girare tra Instagram e TikTok, e poi consolidata con l'arrivo del piccolo Samuele. Ci racconterete la vostra storia. Ecco, appunto, con Samuele, sì, proprio tu, piccolino. Sì. Ci racconterete la vostra storia e soprattutto vi abbiamo messo a disposizione uno dei più bravi avvocati esperti in diritto di famiglia di Catania, che vi illustrerà tutte le novità derivanti appunto da questa sentenza storica. Lo abbiamo detto, avvocato, è davvero una sentenza epocale. Partiamo dall'inizio e cerchiamo di capire cosa cambia adesso per le famiglie arcobaleno. La sentenza rappresenta certamente un'enorme svolta, perché è riuscita a guardare questa vicenda, che è quella della formazione dell'atto di nascita del figlio nato da coppie omogenitoriali femminili, dal punto di vista del bambino, dei diritti del bambino, non più dei grandi. Non ci interessa sapere qui quali sono, anche se chiaramente sono di rilievo e di interesse, però ciò che assume assolutamente rilievo è che il minore possa avere diritto alla propria identità sociale, alla stabilità degli affetti, e che i genitori che hanno scelto di metterlo al mondo si assumano tutte le responsabilità nei suoi confronti, garantendogli il mantenimento, garantendogli i diritti successori, garantendo tutto quello che tra le varie implicazioni comporta la genitorialità. Essere genitori, quindi, diciamo un principio che ribalta le logiche della burocrazia e mette al centro il benessere, la salute e la vita concreta dei bambini. Assolutamente, perché il rischio che si è venuto a determinare è stato relativo al fatto che per un breve periodo alcuni atti di nascita sono stati anche registrati, ma successivamente, a seguito di una circolare ministeriale del 19 gennaio 2023, e sono stati fatti oggetto di impugnazione questi atti di nascita, e quindi questi bimbi si sono trovati a dover vivere unitamente alle loro famiglie una condizione di gravissimo disagio e di vera e propria paura, perché da un momento all'altro il vincolo genitoriale con il genitore di intenzione rischiava di essere sostanzialmente eliminato, perché qui la genitorialità si compone sì di una parte biologica, ma di una parte che invece è legata alla scelta di essere genitore, che è quella che poi in fondo compiono tutte le coppie che intendano accedere alla procreazione medicalmente assistita. Quindi da oggi, in realtà da qualche giorno, è pienamente operativo. Dovrebbe essere pienamente operativo. Questa operatività è rimessa alla discrezionalità, allo stato dei singoli comuni, che stanno anche prendendo tempo in ordine alla necessità appunto di prendere visione, studiare la sentenza e decidere come concretamente iniziare a muoversi ed applicarla. Dovrebbe però a brevissimo essere applicata. Ecco, e proprio per raccontare questa storia in collegamento con noi da Paternò, le abbiamo viste prima, ci sono Vicky e Maria Rita e anche Samuele. Loro sono le mamme di Samuele, e da oggi possono finalmente, anzi da quando trascriverete l'atto, possono finalmente chiamarsi entrambe ufficialmente mamme di Samuele. Mamme. Esatto, sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, questa è stata chiaramente una notizia bellissima. Ecco, come avete accolto questa notizia? Con le lacrime. Allora, in realtà stavamo entrambe al lavoro
e quindi non le abbiamo colte in tempo reale, però hanno cominciato a scriverci, mi ha chiamato mio padre, mio suocero, i miei amici mi hanno scritto, e allora sì, da lì abbiamo concretizzato chiaramente un fiume di lacrime, perché per noi veramente non ce l'aspettavamo, un piccolo grande miracolo. Mamma, io ho i brividi, Sì. perché pensare che due persone mettono al mondo consapevolmente, con responsabilità, un figlio, e poi oltre ai problemi, diciamo quelli là normali, quotidiani, che comporta l'essere genitore e avere la responsabilità di crescere un figlio, chi diciamo non è una coppia, come lo possiamo definire? Una coppia, un uomo, una donna, Sì, che lo diciamo Stato che definisce quella che è stata per lungo tempo considerata coppia naturale, tradizionale, ma ormai non è più tradizionale, così. diciamo una famiglia arcobaleno, invece poi incappa in decine e decine di problemi, ma soprattutto di ansie, perché poi alla fine la prima cosa qual è, Vicky e Maria Rita? L'ansia. La prima cosa che vi assale, no? Allora, l'ansia sì, anche l'inverosimile, perché se non fosse passata questa legge noi saremmo dovute finire in sentenza in tribunale, e dico, se passami il termine ridicolo, adottare mio figlio. Che poi è un Quindi, paradosso, questa cosa perché sarebbe stata che poi dico è un paradosso, perché chi delle due avrebbe dovuto adottare Samuele? io. Che Io, Vicky, dovevo in adottare realtà, Samuele perché Maria Rita. perché Maria Rita lo ha concepito. Sì, sì, io Ecco, essendo una madre raccontateci la vostra gestante ne sono storia. l'unica. Raccontateci la vostra storia, perché io la conosco, se vi va ovviamente di raccontarlo, Sì, perché sì. ovviamente siamo qui anche per questo. Voi non sempre apparite in televisione o sui giornali, infatti sono molto contenta di avervi qua e vi ringrazio per questo, però Grazie a ritenevo te. che fosse importante anche per il pubblico da casa far arrivare questo messaggio. Ecco, avvocato Di Stefano, così ti sottopongo anche questo caso. Il paradosso, senza questa storica sentenza, sarebbe stato che in realtà Vicky avrebbe dovuto adottare quello che in realtà è suo figlio, perché l'ovulo è di Vicky, mentre la pancia è di Maria Rita. Giusto? Raccontatemelo voi. Sì, esatto. Noi 2 anni fa siamo stati in Spagna, a Barcellona, nella clinica IVF, e noi abbiamo avuto Samuele tramite il metodo Europa. E praticamente io sono stata la madre gestazionale, quindi quello che l'ha portato in grembo, e mia moglie Vicky ha donato i suoi ovuli. Genetica. E non è solo la madre intenzionale, ma è anche la madre e il genitore genetico. Appunto. Quindi siamo effettivamente entrambi i genitori. E quindi chiaramente dietro quello che adesso potrebbe sembrare una semplice legge, Il bello della diretta, avvocato. il bello della diretta. Dico, dietro a quello che potrebbe sembrare una semplice legge, per gli altri, per noi, cioè, veramente è stato un piccolo miracolo, come ti dicevo poco fa, perché sai, mettersi dietro ad assistenti sociali, colloqui con gli psicologi, stare dietro ad avvocati e sentenze per, cioè, ti giuro, mi viene male anche a dirlo, adottare ciò che realmente geneticamente è anche figlio suo, dico, cioè, dietro c'è una lavorazione emotiva abbastanza pesante. Capisco. E quindi voi cosa avete fatto nel momento in cui è nato? Samuele è nato a Catania? Samuele sì, è nato a Catania, è nato al Policlinico di Catania e, come di prassi è solito fare, qualche giorno dopo sono andata io da sola a poterlo registrare. È una cosa importante che ci Esatto. hanno fatto dichiarare il falso. Purtroppo, Cioè? vedi, questa è una cosa Questo dobbiamo bruttissima, dirlo. perché al comune, allora, noi abbiamo sempre incontrato gente meravigliosa, le porte ce le hanno aperte tutti. Al comune purtroppo chiaramente si trovavano sprovvisti di un foglio alla quale io dovevo firmare, perché io ho praticamente dichiarato il falso dicendo di essere stata una ragazza, una madre single. Quindi figlio concepito da uomo X e adesso sono una mamma single. Io ho purtroppo firmato questo quando ho dichiarato allo stato di nascita mio figlio, che attualmente Vorrei chiedere all'avvocato cosa ne pensa, se può rispondere. No, vabbè, diciamo che purtroppo questo dipende proprio dal fatto che non era prevista possibilità per la donna madre intenzionale di riconoscerlo. Io vorrei fare una precisazione in ordine al fatto che
è obiettivamente un assurdo, no? La mamma genetica non può riconoscere il figlio, però questo ha un ratio specifico, un significato specifico, e deriva dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita e riguarda un richiamo alla responsabilità anche dei genitori che si assumano la scelta in un dato momento di procreare e successivamente decidono di revocare quell'intenzione, e quindi nell'ipotesi dell'eterologa l'uomo non potrà disconoscere la paternità di quel bambino alla cui procreazione dal punto di vista genetico non ha contribuito. Analogamente la donna non potrà godere del parto anonimo e quindi non dichiarare, proprio perché si trovano degli aggiustamenti per cercare di mantenere questa responsabilità appieno. E quindi torniamo al comune di Catania, diciamo all'ufficio anagrafe. Una volta nato Samuele, dopo qualche giorno Maria Rita, la mamma biologica, mentre Vicky è la mamma genetica, Maria Rita da sola è andata al comune, è andata all'ufficio anagrafe e ha registrato Samuele come figlio di una mamma single. Ma non ti hanno, non hai chiesto l'opzione genitore, secondo genitore? Abbiamo chiesto anche abbiamo chiesto anche perché quando è nato Samuele, quando io ho firmato il foglio delle dimissioni, lì sulla mia cartella clinica sta scritto tutto, sta scritto che mia moglie è la madre genetica, come è stato concepito Samuele, e c'è anche il nome di mia moglie. Sì, Quindi ma anche all'ospedale stesso esce il foglio dove esce il mio nome, che sono la mamma genetica, e lei la madre gestante. allora al comune in realtà anche loro erano stupiti, però si sono trovati senza quindi risposte una volta perché ufficialmente non avevano una carta, quindi ok, non sapevano avete dovuto fare così. Una volta fatto questo, qual è stato lo step successivo, se c'è stato, o quale sarebbe stato prima della sentenza? Cioè Vicky doveva in qualche modo adottare il bambino? Sì. E quindi avete avviato le colloquio pratiche? Allora, in realtà no, eravamo in procinto di, grazie a due nostre amiche che sono già alla seconda udienza. E quindi tramite loro abbiamo preso delle informazioni, quindi sarebbe stato andare da un avvocato e tutte le procedure con colloqui con psicologi, sarebbero entrati gli assistenti sociali, che poi assistenti sociali Vabbè, è una non lo so, mi prassi. sembra Lo capisco, Sì, noi siamo una famiglia amorevole. Vengo paragonata a un criminale. No. E devo far entrare in casa gli assistenti sociali per verificare che sia tutto normale. Purtroppo è una prassi ed è così, ripeto, il paradosso. Ma torniamo un attimo all'adozione, perché prima di questa sentenza storica cosa avveniva? Il caso di Maria Rita e di Vicky. La mamma non biologica, quindi chi non aveva partorito, la madre intenzionale, avrebbe dovuto adottare il bambino. C'era una particolare forma. C'è una particolarità, questa adozione si chiama adozione in casi particolari, che però è più comunemente conosciuta come stepchild adoption. In realtà il genitore di intenzione accede ad una tipologia di adozione che non è quella tradizionalmente intesa, quella che l'ordinamento giuridico considera un'adozione pieno legittimante. È un'ipotesi residuale che prevede che non ci sia sostanzialmente una istituzione di un vincolo familiare identico e paragonabile a quello del soggetto che viene pienamente adottato. Ma perché questa cosa? Perché è una forma giuridica differente in realtà, cioè non è... Questo è un escamotage giuridico che è stato individuato per garantire ai figli delle coppie omoaffettive, e questo si estende tanto questa volta agli uomini che alle donne, di poter esprimere la loro genitorialità intenzionale, di poterla esercitare, seppur in modo lato. Però non è un'adozione appieno, non è perché può un'adozione essere piena impugnata? e soprattutto può essere revocata su richiesta del pubblico ministero se ci fossero gravi inadempienze. Questo per le gravi inadempienze, gravi pregiudizi nei confronti dei figli. Ci sono dei procedimenti al Tribunale per i minori che possono essere azionati in relazione a qualunque coppia, e utilizzo questo momento perché capisco quello che loro hanno detto in relazione al fatto dell'invadenza di vivere l'intrusione in casa propria della macchina che viene attivata al Tribunale per i minorenni ogni qualvolta venga fatta una richiesta di questo tipo. Però in questi casi specifici non deve essere vissuta, a mio modo di vedere, come
un'intrusione ma come una garanzia in realtà, perché questa macchina, il giudice non conosce le famiglie e quindi deve entrare nelle famiglie con le cautele necessarie ad avere tutto il bagaglio necessario di mettere la sentenza giusta. E sul punto la Corte Costituzionale, in ordine alla presunta inidoneità genitoriale delle coppie omoaffettive, ha chiarito ulteriormente che non ci sono ragioni per ritenere che i figli cresciuti all'interno delle coppie omoaffettive abbiano una condizione di crescita deteriore da un punto di vista sociale o educativo rispetto ai figli nati da coppie eterosessuali. Quindi con questo ha richiamato anche un'altra, ha fatto una specificazione che è importante, perché purtroppo alle volte nell'opinione pubblica si creano dei falsi miti. Assolutamente, noi siamo qui anche per sfatarli questi falsi miti. Dunque adesso cosa farete? Vicky? Allora, noi stiamo attendendo come poterci muovere, se andare all'anagrafe, non vediamo l'ora di inserire entrambi i cognomi. Perché in realtà non sappiamo nemmeno noi adesso come funziona, cosa si deve fare. Ci hanno detto di attendere perché comunque ci sono i comuni intasati. Esatto. E anche l'avvocato ci ha detto in realtà che anche Ancora lui non sa molto. Diciamo che la notizia È in progress. è di pochi giorni fa e quindi sicuramente, come diceva l'avvocato Di Stefano, è in progress. Hai detto ci sono i tribunali intasati, gli uffici intasati. Quante altre coppie a Catania conoscete che sono nella vostra situazione? Le nostre amiche? Sì, altre due coppie. Che hanno bimbi di età? Una deve fare a breve 1 anno. L'altra coppia ha 2 gemelline. 2 gemelline di 7 mesi? Sì. Quindi comunque piccolini. Anche perché diciamo che la sentenza è retroattiva. Allora, in realtà è retroattiva perché potrà essere applicata ad esempio alle rettifiche degli atti di nascita di bimbi nati tempo addietro, però rispetto ai diritti che per esempio si siano consolidati, le sentenze non sono retroattive se la sentenza passa in giudicato. Però in questo caso non è, loro potranno chiedere. Loro dovranno chiedere la rettifica dell'atto di nascita con inserimento della madre intenzionale. E il cognome del bambino? Il cognome del bambino potranno scegliere se mettere entrambi i cognomi a questo punto oppure lasciare il cognome. Lo faremo. Sì, certo, lo faremo. Quindi, e poi chiaramente non importa il cognome, quello è veramente marginale. la scrittura. Quindi poi ci sarà da cambiare, insomma, i documenti, però questa è la felicità. Davvero. E quando lui è nato, nel momento in cui pochi giorni dopo la nascita, sei dovuta andare lì da sola, come vi siete sentite? Allora, io considero che avevo un postparto già abbastanza emotivo, tanto, perché sai, ti dico, nella mia esperienza, passami il termine, no? È stata soprattutto all'inizio un po' più madre mia moglie, quella che per la legge non è considerata genitore, perché io ho dovuto fare un cesareo di urgenza. Questo è un problema. Ho dovuto fare un cesareo di urgenza e tra l'altro purtroppo ho avuto una depressione postparto che se non ci fosse stata mia moglie, praticamente la prima settimana ha fatto tutte mia moglie, cioè mia moglie è stata lì quando la prima persona che ho visto dopo la sala operatoria è stata mia moglie ha fatto il primo cambio a mio del figlio. pannolino. Assolutamente sì, cioè la prima settimana veramente è stata lei H24 con me e con lui. Come è giusto Quindi, che sia, al di là che sia tua moglie o che sia tuo marito, una persona che ti ama e che è responsabile fa questo. Poi di depressione postpartum chi è donna può capire cosa significhi, ma ad esempio, avvocato, sempre torniamo prima della sentenza e dopo la sentenza, se il parto di Vicky, un parto cesareo, un parto di Maria Rita, perdonami, un parto cesareo, un parto difficile, se fosse andato male qualcosa, non avrebbe questo bambino, esercitare. Samuele, che rimaneva orfano. Esatto, non avrebbe potuto esercitare i diritti sul bambino e questo è il dramma e per questo è una grande vittoria per i bambini, perché questi minori rischiano per scelte
che non hanno poi nulla a che vedere con la scelta che li ha portati, perché i bambini non ci chiedono di nascere, siamo noi che scegliamo di dargli la vita, e quindi dobbiamo adoperarci poi fattivamente perché questa vita, con tutti i diritti che diciamo comprende, possa essere tutelata. Se a Vicky fosse successo qualcosa, il bambino non avrebbe potuto ricevere da parte della madre biologica intenzionale nessuna autorizzazione, per esempio, a procedere. Sarebbero intervenuti magari i medici di urgenza, successivamente avrebbero chiesto l'autorizzazione al tribunale, però è chiaro, ci si sente sminuiti nel proprio ruolo genitoriale. Allora, io devo andare in pubblicità, rimanete collegati con noi perché vi stiamo raccontando una bella storia, una storia di conquista per i diritti dei minori e una storia anche d'amore. Siamo in diretta, sempre qui su Sicilia 24 Focus, per parlare della storica sentenza sulle due mamme. Le due mamme oggi di riferimento per noi e per voi sono Vicky e Maria Rita, in compagnia del loro piccolo Samuele, le vedete, e poi c'è l'avvocato Simona Di Stefano che ci sta aiutando a decifrare un po' quello che dice la legge, quello che dicono le sentenze, i numeri e il gergo costituzionale e legislativo, che a volte è anche difficile da interpretare per chi non è del settore, ma in fondo alla base di tutto ci sono i diritti dei bambini che da oggi, da qualche giorno, sono maggiormente tutelati grazie alla sentenza della Corte Costituzionale che dice che non è più possibile escludere dal certificato di nascita la madre intenzionale. Ciò significa che al momento della nascita di un bambino nato grazie alla procreazione medicalmente assistita all'estero, perché questa è una cosa che si svolge e si fa all'estero, poi ovviamente nasce nel paese diciamo di origine della mamma, i bambini appunto nati con la PMI, la procreazione medicalmente assistita, la PMA, da ora in poi potranno avere entrambe le mamme. Ovviamente questo è un discorso legato, riconosciute, cioè saranno le loro mamme legali. L'ufficiale di stato civile sostanzialmente dovrà ricevere la dichiarazione e basta, inserire entrambe le madri. Avvocato, perché questo vale solo per le donne e non anche per gli uomini? Perché rispetto agli uomini le modalità di procreazione sono leggermente differenti, perché qui noi abbiamo uno dei due genitori che è in condizione di portare concretamente avanti la gravidanza. Lì invece è indispensabile ricorrere alla gestazione per altri o maternità surrogata, che dal 2024 nel nostro paese è diventato reato universale, perché può essere sanzionato anche nell'ipotesi in cui il reato venga commesso all'estero, quindi una coppia omogenitoriale maschile va in America, concepisce il figlio con gestazione per altri e potrà essere perseguito anche all'estero, anche se all'estero non costituisce reato. E questo è un limite che nel nostro ordinamento diventa un limite di ordine pubblico che allo Stato non abbiamo gli strumenti per superare, ma io sospetto che in questa visione, che è una visione paidocentrica, quindi vista dal punto di vista dei bambini, del diritto, probabilmente riusciremo a ottenere risultati per tutelare i diritti anche dei minori, anche nell'ipotesi che siano figli di coppie omogenitoriali maschili. Ma come ogni passo avanti nella storia dei diritti, questa sentenza non è priva di critiche. La ministra Eugenia Roccella ha parlato di un mutamento antropologico e ha detto che cancellare il padre non è un progresso. Anche nel mondo politico, in particolare da Fratelli d'Italia, si alza la voce di chi ritiene che il diritto del bambino sia quello di avere una madre e un padre. Lascio a voi ragazze il commento, poi chiedo all'avvocato. Allora, noi, sai, ci siamo esposte sempre ben poco. Per esperienza personale ti dico che chiaramente cioè, ci fa sorridere un po' questa cosa, perché di commenti negativi, sì, tantissimi positivi, ma di commenti negativi ne abbiamo ricevuti tantissimo. Noi chiaramente non chiediamo nulla, noi non chiediamo che sia tolta la figura del padre. Ma anche perché noi siamo state create da una figura di un padre. La nostra famiglia è composta da due donne, quindi noi abbiamo semplicemente, noi come tantissime altre famiglie, abbiamo semplicemente chiesto di tutelare il diritto di nostro figlio. Cioè noi non c'entriamo nulla con... Cioè la nostra famiglia è composta da due donne. Cosa c'entra togliere la figura del padre?
No, ovviamente lei parlava di, diciamo, di un mutamento antropologico, però i tempi cambiano anche. Cioè, la società è fluida, è in società continuo fluida, movimento. appunto. Di Ma contro, per fortuna i tempi cambiano. Io vorrei dire semplicemente che il bambino deve essere circondato da amore. È un assolutamente. suo diritto proprio crescere. Cioè, punto, da quale parte arriva, o uomo o donna, padre, madre, ma il bambino ha bisogno di amore. Di contro, il commento di Rete Landford dice una sentenza che cambia la vita di tante madri, è stato affermato così un principio di civiltà giuridica nell'interesse di tutti i bambini contro una cultura legata a un unico modello di famiglia, che poi il modello di famiglia unico o differente o molteplice, l'importante è che ci sia appunto al centro l'amore, il rispetto, la tutela, il benessere Che dei bambini. sia garantito tutto questo e che crociate magari di tipo politico non si riversino su questi bambini che diventano poi sostanzialmente Oggetto. il parafulmine, no, di queste vicende. Avvocato, lei che vede tanti casi ovviamente di tante specie e fattispecie, in questo caso, nel caso di questa sentenza o di quello che avveniva prima, no? Che quadro c'è a Catania? Beh, in ordine alla trascrizione, In ordine al diciamo, il quadro delle famiglie monogenitoriali. beh, diciamo che ormai famiglie monogenitoriali ce n'è tantissime, c'è una fortissima disgregazione anche delle famiglie in questo momento e dobbiamo riflettere sul fatto che anche queste modalità sono negative per i bambini. Cioè? Quindi, perché chiaramente la disgregazione, l'alta conflittualità familiare crea disagi e danni ai bambini e noi dobbiamo proteggere i bambini da questo, non dalla possibilità di crescere in una famiglia in cui c'è amore, seppur monogenitoriale, seppur diciamo in cui è prevista la relazione tra due uomini o tra due donne. Questo deve diventare irrilevante, anche perché ci dicono e ci confermano gli studi che non c'è nessuna differenza. Voi invece ragazze, voi state a Paternò, giusto? Sì. Voi abitate a Paternò, avete il lavoro entrambe a Paternò e immagino che Samuele vada a scuola, se va all'asilo, alla materna, se già ci va non lo so, sempre lì a Paternò. Come ha accolto la vostra storia, il vostro matrimonio, il paese e poi l'arrivo di Samuele? Allora, benissimo. È chiaro che io la dico pecora nera, no? Ma è giusto che sia così perché chiaramente ognuno è libero di pensare come vuole. Io voglio Però- dire semplicemente che la società è più avanti della politica. Assolutamente, il fatto è questo. La società è molto avanti perché siamo state accolte, il nostro figlio è voluto bene da tutti, Ma chiunque, davvero. è trattato con nessuna differenza rispetto agli altri bimbi. Ma anche all'asilo siamo felicissime perché anche i lavoretti o le maestre sono felicissime che tra l'altro abbiamo scelto di prendere questo cammino. Chiaramente è strano perché dire come se non ci fosse nessuna differenza, però è vero. E quindi, sai, molte cose vengono prese un po' con le pinze. Però qui siamo, sì, amatissime, Samuele è amatissimo, la gente ancora ci ferma per strada nel ricordo di... Delle foto Quindi, del no, matrimonio? Sì, E ora sono esatto, tornate a no, girare, nessuno. come mai? Sì, è stato TikTok. Non so come, ma ci hanno scritto che è diventato nuovamente virale il nostro video del matrimonio. E quindi sì, Allora, noi siamo bellissimo. semplicemente felici, davvero. Sì. E adesso sicuramente lo sarete ancora di più. Tra l'altro, secondo me vedremo Assolutamente. presto Samuele in qualche cartellone pubblicitario, in qualche spot, Allora. perché è troppo bello. Di vedere. Sì, sì. Che poi è assurdo che la madre, cioè, È uguale a Vicky, doveva essere cioè, riconosciuta, capito? È uguale, ovviamente è figlio suo, è uguale, hanno gli stessi occhi. Ciao! Amore, hanno gli stessi occhi, gli stessi colori. Ciao! Amore. Senti, ma noi lo vogliamo in studio qua come mascotte, però. Voi ve lo tenete Va lì a bene. Paternò, ogni tanto veniteci a trovare.
Assolutamente. Ok, ha detto lui ha ok, detto ok, quindi- è fatta. Ragazzi, allora io Ok, sì. siamo in chiusura. Vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, per aver raccontato la vostra storia. So che non è difficile raccontarla, però siete delle persone abbastanza riservate che sinora hanno vissuto bene e tranquillamente la loro vita, non dovendo manifestare necessariamente il loro No, pensiero, il no, loro non diritto, serve. perché poi la manifestazione è quella quotidiana e giornaliera della vita di tutti i giorni. Vi auguro un grande in bocca al lupo. Assolutamente. Ovviamente fateci sapere, ma Grazie. sicuramente lo sapremo anche tramite i social quando Vicky Sì. diventerà anche lei mamma ufficiale, come si Sì. dice? Mamma legale? Mamma, genitore. Genitore. Mamma. Legalmente riconosciuto. Mamma anche per la legge. Anche per la Legalmente mamma, anche per riconosciuto. la legge, cioè un paradosso assurdo, però va bene. Grazie alla dottoressa, Grazie. all'avvocato Simona Di Stefano per essere Grazie. stata con noi. Oggi Grazie. abbiamo parlato di famiglia, ma soprattutto di bambini, e ogni volta che un diritto si allarga per tutelare la loro felicità è una vittoria per tutti, e noi continueremo a raccontarvi queste storie sempre con rispetto, verità e umanità. Grazie.